in collaborazione con Un'annata avviata con l'alluvione e finita con la siccità, in più la Vespa cinese. Un viaggio nel territorio del marrone IGP di Castel del Rio in tempo di raccolta. Produzione scarsissima, ma la qualità regge? In questa puntata torniamo a Bari, ad Agri Levante. Proseguirà il nostro viaggio alla scoperta di tantissime novità, tante curiosità e anche la zootecnia, una parte importantissima, e conosceremo una razza particolare, autoctona, la gentile di Puglia. Mese di ottobre, siamo alle battute finali con la vendemmia. Parleremo di questo, parleremo di uvaggi rossi, in particolare dell'Ambrusco Graspa Rossa. Siamo andati a Castelvetro, zona tipica appunto dell'Ambrusco Graspa Rossa. Parleremo di questo, ma parleremo dei lambruschi in generale. Faremo il punto della situazione con il consorzio di tutela di questo rosso frizzante. Ma ci occuperemo anche di meccanizzazione, una meccanizzazione che è diventata molto importante anche nelle zone collinari per la vendemmia. Una stagione difficile per il marrone IGP di Castel del Rio, allora siamo venuti in tempo di raccolta per capire quale può essere il bilancio. Lo facciamo con Virgilio Marconcini all'interno del suo castagneto, ma in nostra compagnia anche Marica Rossi, tecnico per il mondo della cooperativa Ortolani Cofri. Ci accompagna anche Giusy perché c'è un bellissimo progetto di Arci Castelguelfo, vedete, come una foresta, e quindi con i bambini si parlerà nelle scuole appunto di questo frutto. Un frutto ricco, nutriente, una volta erano un cibo povero e contadino, oggi sono diventati una raffinatezza che in questo 2023, ahimè, sarà molto scarso. Così almeno, Marconcini, sono le stime, ma anche la realtà. Vediamo qui questo secchio di marroni IGP, quanti sono stati i chili raccolti finora? Esageriamo, mezzo quintale in 16 ettari, per cui è la dimostrazione proprio del dramma dell'anno orribile. Aggiungerei a tutte le calamità che la recrudescenza del mal dell'inchiostro e del cancro corticale. Grazie a Dio, dice, non ci siamo fatti mancare niente, per cui i lavori sono stati fatti tutti, come avete visto, è stato pulito dall'erba, è stato soffiato, è stato pulito, e poi dopo aspettiamo, ma come quelli che avete visto sono piccoli, stanno cadendo e non gliela fanno a maturarsi per la mancanza di acqua, per la mancanza. Ecco, una domanda, ma c'è anche una compromissione poi per la produzione dell'anno venturo, stante così la situazione? Adesso le piante finiscono in deficit, come chi fa una maratona quando ha fatto i 42 sbrisga chilometri si accascia. Ecco. Sono in quella situazione, sono in sofferenza, sono sotto stress, speriamo che non influisca nella produzione dell'anno prossimo. Ecco, questa naturalmente è la speranza. Marica Rossi, allora ci sono comunque alcuni ricci belli, particolari, o anche proprio i marroni all'interno, che teoricamente dovrebbero essere 3 nella fattispecie del marrone di Castel del Rio, hanno avuto sofferenza nella crescita? Sì, è evidentissimo che la formazione di questo frutto ne ha risentito delle condizioni veramente di stress ambientale, che fosse stato idrico, climatico, insomma, per le alte temperature. Qui è proprio evidente, è riuscito quindi un solo frutto a ingrossarsi. La pezzatura non è quella, non è quella eccelsa, non è quella solita a cui siamo abituati.
per cui ci dovremo un attimo accontentare e vedremo un attimo cosa salta fuori da questo raccolto. Quest'anno siamo leggermente un velo più indietro rispetto al solito storico di una raccolta, diciamo, tradizionale, per cui vedremo alla fine, nei prossimi giorni, ecco, quale sarà il risultato. È ovvio che niente, nulla, non ci saranno grandi aspettative, il raccolto è scarso. Ecco, scarso, ma la qualità resta, perché anche in molte parti d'Italia, a parte dove è piovuto, si dice una produzione davvero irrisoria, però quello che c'è è buono. Quello che c'è è buono. Per me ci saranno dei problemi con la curatura in acqua, perché avendo un peso specifico ridicolo, no? Sono leggerissimi, c'è uno strato fra la buccia e il frutto, che qualora si mettono a bagno assorbono molta acqua che difficilmente gliela faremo a eliminare quando si asciugano, per cui sono anche a rischio di marcescenza nella fase di asciugamento. E tra l'altro lo dico nonostante insomma i castanicoltori non siano in festa, Castel del Rio però è in festa fino alla fine di ottobre, con le giornate proprio dedicate a questo frutto che ha rappresentato per tanto tempo insomma una ricchezza di questa realtà appenninica. Giusi, come una foresta, progetto di educazione ambientale viene svolto nelle scuole, viene svolto come? Viene svolto nelle scuole primarie di Castelguelfo dal maestro Morini Ruggero, e quest'anno ha dato questo titolo perché oltre al castagneto si andranno anche in altre foreste, diciamo, tipo una foresta di bambù anche, oltre alla foresta di castagne. Quindi la tradizione con il castagneto e il bambù con l'innovazione. Marica, tu farai anche qualche lezione, giusto? Io farò qualche lezione, racconterò ai bimbi, faremo un piccolo laboratorio per così dargli presentazione di questo bosco, della realtà che comunque è attorno a loro, perché comunque è a pochi chilometri da casa loro, dalla loro scuola, per cui porteremo in classe questa meravigliosa realtà, seppur sfortunata in questi anni, ma rimane comunque meravigliosa e ci aspettiamo che si riprenda con gran onore. Allora, io ho una domanda un po' banale, la differenza tra castagne e marroni, perché noi ribadiamo marrone IGP di Castel del Rio in questo caso. Le specificità sono il colore rosso con queste striature. Ne ho presi degli altri, se possono servire, così. Il fondo piatto e più che altro quadrato, il peduncolo, il ciuffettino che c'è sopra non evidente come le castagne quello è molto limitato. Inoltre la pellicina interna del marrone non si insinua dentro alla polpa, per cui si sbuccia benissimo e non hai i problemi che c'ha la castagna. Poi dopo c'è il fatto qualitativo che è molto meglio rispetto alle altre, e poi è bello bombato. Questo dunque è il risultato di 3 mesi consecutivi di siccità, questo l'ultimo dato meteo, e naturalmente i castagneti in questa zona appenninica crescono con l'aiuto del cielo, senza intervento dell'uomo, perché praticamente sono completamente biologici. Però insomma il castagneto resta sempre un punto di riferimento per questa bellissima vallata del Santerno. A questo punto noi ci fermiamo. Dalla Romagna passiamo direttamente alla Puglia, ci aspetta Elisabetta a Bari per parlarci di zootecnia. Sono tante le novità qui a Bari, ad Agri Levante, nello spazio della nuova Fiera del Levante, con la 7ª edizione di questa manifestazione dedicata alla meccanica agricola per le zone, le aree del Mediterraneo. Tantissime novità, ma anche un grande ritorno, quello della zootecnia, perché se nei padiglioni sono ovviamente esposte macchine per la fienagione, per l'alimentazione negli allevamenti, le nuove tecnologie,
tecnologie per una gestione delle stalle rispettosa dell'ambiente e del benessere animale, c'è tutta un'area coperta assolutamente nuova, per la prima volta 10.000 metri quadrati, che ospitano un po' una piccola arca di Noè. Intanto qui dove ci troviamo noi è l'area per le esibizioni, le sfilate, le gare di livello regionale e nazionale, e poi c'è una parte che ospita gli animali e sono davvero tantissimi capi, razze autoctone, razze nazionali e internazionali. Abbiamo ovviamente i bovini da latte, ci sono le frisone, ci sono le brune, i bovini da carne, le limousine, e poi le razze italiane, marchigiana e la romagnola, e poi cavalli murgese, il cavallo da tiro pesante rapido, l'asino di Martina Franca. C'è esposizione, c'è anche spettacolo, perché ci sono cavalli e asini bardati come era tradizione, che girano qui tra i padiglioni della fiera. Poi ci sono le pecore, ci sono le capre, ci sono gli avicoli, e tra le tante razze presenti qui ad Agri Levante, tra le tante specie, ovviamente abbiamo scelto quella che possiamo considerare un po' la padrona di casa, la Gentile di Puglia. Pecore che un tempo erano diffusissime, si dice negli anni 70 addirittura 1.200.000 capi, perché erano le pecore della famosa transumanza, quindi fanno parte davvero della storia, della tradizione di questo territorio. Poi le cose sono cambiate, l'agricoltura è cambiata, adesso sono, se non a rischio di estinzione, ma comunque i capi sono davvero pochi. Qui con me Giuseppe Bramante, che è allevatore di questa bellissima razza. Gentile perché? Gentile perché nonostante sia una razza rustica presenta un comportamento particolare sia nella scelta delle erbe, quindi fa una selezione, sceglie solo le erbe più gustose e più aromatiche, e sia perché anche la carne che si ottiene da questi animali è una carne delicata, non è particolarmente aggressiva, non si sente l'odore, non è marcatamente l'odore tipico delle pecore, e quindi è molto delicata e gentile. È gentile, esatto. In origine l'utilizzo di questa pecora, di questi animali, era per la lana. Poi anche lì le cose sono cambiate completamente, e quindi carne, latte, carne, quali sono le priorità? Allora, sicuramente storicamente era la lana, come diceva, è una lana merinos, estremamente fine, pregiatissima, siamo intorno ai 20 micro, ma anche meno, quindi diciamo è paragonabile con le migliori lane presenti al mondo. Purtroppo l'avvento delle fibre sintetiche ha fatto sì che la lana perdesse la sua importanza, la sua valenza economica, e quindi questa razza oggi viene allevata anche per la produzione di carne e produce anche del latte. Si tratta di produzioni limitate, però di qualità, e anche dal latte si ottiene quello che è poi il canestrato foggiano DOP, formaggio tipico ottenuto con il latte di queste pecore. Sono comunque animali molto rustici, li vediamo anche così, hanno le zampe molto grosse, forse gli è rimasta resistente, gli è rimasta dai tempi della transumanza, si erano adattate a questa vita nomade. Certo, ma tuttora loro vivono 365 giorni al pascolo, insomma, il pascolo rappresenta la loro fonte di alimentazione, quindi si muovono, e la transumanza avviene ancora, semmai con tutte le difficoltà che dicevamo, perché è l'animale, nell'allevamento tradizionale è l'animale che segue l'erba, quindi durante il periodo primaverile estivo da noi è tutto secco, le erbe le troviamo sui pascoli dell'Abruzzo e del Molise, e quindi gli animali si spostano lungo i tratturi, queste larghe strade, insomma, dove gli animali man mano pascolavano durante questa migrazione, e raggiungono i pascoli montani. Qui sostano tutto il periodo estivo per poi ritornare a settembre migrare, insomma la poesia famosa il D'Annunzio, quindi ritornano poi in Puglia, e la transumanza poi ha caratterizzato la vita delle nostre popolazioni anche da un punto di vista umano, sociale. Le nascite di alcune persone, cioè le nascite erano più o meno anche degli uomini, erano concentrate in certi periodi quando i pastori tornavano dalla transumanza e viceversa. Quindi no, davvero, quando si dice che fa parte... Sì, della cultura proprio, della storia, insomma c'è un legame fortissimo. A questo punto da Agri Levante ci fermiamo, restituisco la linea, però poi ci ritroviamo.